Torre. Sconcerto a Casale sul Sile per 2 raid compiuti da un individuo che ha spruzzato spray urticante nel giardino di una casa per colpire il cane. Nell'ultimo caso la sostanza entra in casa e ha quasi intossicato mamma, papà e bimbo di 6 mesi. Tir si scontra con un'ambulanza, tragedia a Zoppola nel Pordenonese, 3 vittime, 4 feriti, 2 gravi, morti la volontaria della Croce Rossa che guidava il mezzo, la paziente caricata e l'autista del camion partito da Oderzo. Tragedia sfiorata ieri sera a Ponte della Prio, la giovane perde il controllo dell'auto che sfonda la vetrina della gastronomia alle Papere ed entra nel locale. Venerdì scorso l'ultimo saluto a Vanessa Ballan. Oggi i familiari con il loro legale ribadiscono il grazie alla comunità di Castelfranco. Sul fronte delle indagini si attende la pronuncia del Tribunale del riesame. Capodanno alcolico, tante ancora le violazioni al codice della strada e il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri, 15 le patenti ritirate. Sicurezza a Treviso, occhi elettronici dappertutto mentre arriva il nuovo sistema Targa System. Presto nel quadrante caldo di Piazza Borsa saranno installate decine di telecamere. Arcade non rinuncia al suo Panevin nella polemica che anche quest'anno tiene banco, complice il livello di smog. Alpini e amministrazione comunale confermano l'accensione del falò, come ogni anno tra i più grandi del Veneto. TG di Treviso, buonasera in diretta come sempre, ben ritrovati. Partiamo da Casale sul Sile con la notizia che ci porta in via Montenero. Un individuo per ben 2 volte ha spruzzato dello spray urticante per infastidire il cane, spray che nell'ultimo caso ha quasi intossicato una famiglia, tra questi anche un bambino di 6 mesi. Io mi sono spaventata perché pensavo fosse una cosa mia personale, ho detto ma magari un po' di tosse, un po' così. Poi invece alla fine ho visto anche il mio compagno iniziare a tossire, mi pizzicava proprio tutta la gola fino ai polmoni e è iniziato anche il mio bambino e lì ci siamo guardati e abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va. A parlare è Elisa Nicolardi, mamma di Milo, un bambino di 6 mesi. Entrambi vittime assieme al compagno Giacomo di un individuo che con la mascherina al volto ha spruzzato per ben 2 volte lo spray al peperoncino nel giardino della loro abitazione a Casale sul Sile, per colpire Yuki, esemplare femmina di Akita di 7 anni, ancora molto spaventata. È impaurita e giustamente dopo questi episodi sta nell'angolino. L'aggressore, un uomo sui 60-70 anni, vestito con giubbotto e dei pantaloni scuri, è stato visto anche da una vicina di casa. Ha colpito una prima volta 3 settimane fa tra le 10:30 e le 11. E il cane è rientrato correndo in casa con gli occhi lacrimanti e per una mezz'ora buona non è riuscito a tenerli aperti. Infatti sono dovuta correre dalla veterinaria. Stesso orario domenica scorsa. Sentiamo il cane abbaiare in maniera molto forte e il mio compagno si affaccia dalla finestra per controllare e rivede questo signore con questa mascherina che si allontana velocemente. Aprendo la finestra io inizio a tossire, il mio compagno anche il nostro bambino di 6 mesi e capiamo che questo signore aveva spruzzato lo spray. Elisa e Giacomo hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per denunciare e fermare questo comportamento irresponsabile e pericoloso e capire anche il motivo dei raid. I militari giunti sul posto hanno messo in contatto la famiglia con il pronto soccorso e il centro antiveleni per il bambino. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero, ma la paura è stata tanta. Il bambino ha tossito e lacrimato a lungo. Elisa ha denunciato il fatto anche sui social, nella speranza che questa persona venga individuata al più presto. Fortunatamente c'è qualcuno che segnala, ma ci vorrebbe anche controllo sul territorio. Più controlli, più severi. La coppia ora vive momenti di apprensione. Certo, anche preoccupazione perché certo lo spray è fastidioso, però si può risolvere. Se magari fa qualcosa di più grave, ecco, tipo un boccone avvelenato, non si sa mai, siamo preoccupati, certamente sì. Ed è per questo che lei ha fatto l'annuncio nei social? Sì, perché almeno se dovesse capitare a qualcun altro sappiamo ricondurre a questo individuo questa faccenda, insomma. Scontro tragico nel pomeriggio, siamo in Friuli Venezia Giulia, tra un'ambulanza, un tir ed un SUV, sono 7 i feriti, 3 le vittime, tra cui anche la paziente che si trovava all'interno dell'ambulanza. Il tir era partito da Oderzo. È
L'impatto è stato così violento che il tiro è finito nella scarpata senza lasciare alcuno scampo al conducente Pier Antonio Petrocca, un 52enne di origini calabresi residente a Valvasone Arzene, al suo primo giorno di lavoro. Le altre 2 vittime erano su un'ambulanza della Croce Rossa di Magnago. Si tratta della volontaria che guidava il mezzo, Graziella Mander, e della paziente trasportata, una donna sottoposta a dialisi che era stata prelevata dall'ospedale di Padova in mattinata. È un bilancio tragico quello dell'incidente che nel primo pomeriggio ha sconvolto il Friuli lungo la strada tra Cimpello e Sequalza sul territorio comunale di Zoppola. 7 in tutto le persone coinvolte, oltre ai 3 deceduti ci sono 2 feriti. Il più grave, anche lui volontario della Croce Rossa, si trova al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il conducente del SUV fuori pericolo all'ospedale di Pordenone. Il dramma si è consumato verso le 14 quando a scontrarsi sono l'ambulanza della Croce Rossa di Magnago, il tir della ditta Trans Ghiaia partito da Oderzo dove c'è una delle sedi e un SUV BMW X5. La deflagrazione è potente con l'autoarticolato che prosegue la sua corsa verso la complanare sottostante e la sfiora di pochissimo. L'allarme scatta immediatamente con l'attivazione del protocollo di emergenza. Su questo tratto di strada regionale 177 intervengono i vigili del fuoco pordenonesi e gli operatori del SUEM. Ci sono l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo di soccorso, oltre a diverse ambulanze. Siamo sconvolti, afferma in una nota nel pomeriggio il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, che esprime tutta la sua vicinanza al comitato di Magnago e a tutti i volontari friulani. A causare la tragedia sarebbe stato un sorpasso azzardato. Lo stesso autista del tir avrebbe tentato di evitare l'impatto con una manovra disperata che lo ha portato a finire nella scarpata. La dinamica del sinistro con il relativo quadro delle responsabilità è nelle mani dei carabinieri. Ponte della Priula, una tragedia sfiorata il primo giorno dell'anno intorno alle 19:30. Un'auto ha sfondato la vetrina arrivando proprio all'interno del locale che fortunatamente, visto il giorno di festa, era chiuso. La macchina appunto è proprio entrata fino a sfondare vetrina, banco, fino ad arrivare praticamente alle friggitrici, quindi avrebbe preso praticamente tutte le persone all'interno e invece siamo stati fortunati. Chiusi probabilmente lo saranno per diverso tempo. L'attività delle papere gastronomia Ponte della Priula firmata Albertini si trasferisce al vicino ristorante Cadi Ponte dopo che un'auto ha mandato in frantumi la vetrina entrando letteralmente nel locale, travolgendo tutto quello che trovava davanti, muro, bancone, fino ad arrivare alle friggitrici. Un disastro che avrebbe potuto diventare tragedia se solo l'attività fosse rimasta aperta per il primo dell'anno come lo era stata fino a poche ore prima. Bisogna guardare il lato positivo che non c'era nessuno, anche perché si trattava appunto di 2 ragazzi neopatentati che evidentemente in fase di manovra invece che frenare hanno accelerato e poteva quindi succedere in qualsiasi momento. Il danno è considerevole, oltre 50.000 euro. All'arrivo del titolare, lo storico ristoratore Guido Albertini, i 2 ragazzi a bordo della Toyota non sono riusciti a proferire frasi di senso compiuto. I ragazzi erano abbastanza sotto shock. Adesso non ero presente io, ma è arrivato mio padre e mia madre, appunto, che erano nel ristorante che gestisce mio padre qui a pochi passi. Sono arrivati praticamente subito. Arrivavamo dalla rotonda, ha detto il conducente nordafricano, come l'amico neopatentato. Non so che cosa sia successo. L'impatto è stato talmente forte da escludere possa esserci stato un tentativo di frenata. Sottoposto a test tossicologico e alcol test, il giovane alla guida è risultato negativo. Si riparte la famiglia Albertini, reduce dagli ultimi danni che l'incendio divampato al ristorante Albertini quest'estate ha causato, guarda avanti, consapevole che il peggio è stato comunque evitato. Non si è fatto male nessuno, adesso si prende, si riparte e avanti, ci mancherebbe. Capodanno alcolico, tante ancora le violazioni al codice della strada, sono 15 le patenti ritirate, ma in alcuni casi le patenti non c'erano proprio. Ci sono anche 2 persone che la patente di guida non l'hanno mai conseguita tra i 15 automobilisti indisciplinati, per non dire spericolati, individuati e sanzionati dai carabinieri durante i controlli straordinari di Capodanno con schierate 50 pattuglie. La prima una 47enne dominicana, il secondo un 32enne marocchino, entrambi residenti nella Marca, sono stati beccati sulle strade del Montebellunese. L'uomo non solo non aveva mai preso la patente, ma era pure brillo, e proprio l'alcol è stato il compagno di tanti
troppi automobilisti. A Castelfranco, per esempio, un 28enne di origini rumene e un 55enne del posto avevano un tasso alcolemico 4 volte il consentito, ovvero 2 grammi per litro. A Vittorio Veneto un uomo di 56 anni si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, ma le sue condizioni hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Per il resto l'elenco è lungo e intergenerazionale. Di certo passerà guai seri un 20enne trevigiano che viaggiava ubriaco 3 volte il limite, nonostante la patente gli fosse stata ritirata pochi giorni prima per lo stesso motivo. Bene i controlli, dicono i trevigiani. Sicuramente la prevenzione anche per quello che è il pericolo delle persone che girano sia ubriache, ma creano pericolo anche per le altre persone che girano in macchina. Secondo me è una cosa giusta. Anzi, era ora. Va bene le restrizioni, però la severità non porta da nessuna parte, anche perché vede che le persone non è che non lo fanno lo stesso, perciò non è che porta da nessuna parte. L'unica cosa, sì, è essere severi. Alcol a parte, ci sono stati anche dei sequestri di droga, in particolare marijuana. Sequestri hanno riguardato inoltre armi improprie. Un 19enne trevigiano teneva nell'abitacolo della sua auto una spada dentata con una lama di 50 centimetri, denunciato poi un trentenne senza fissa dimora che nel sottopasso della stazione ferroviaria Treviso è stato trovato in possesso di un martello frangivetro, un paio di forbici e un coltello occultati all'interno della giacca. Al via il 10 di febbraio nel Tribunale di Rovereto prossimo il processo a carico del 36enne di Conegliano di origini albanesi che nel giorno di Ferragosto 2023 accoltellò un'amica coetanea che aveva rifiutato un approccio sessuale dell'uomo. Il tentato omicidio avvenne ad Arco di Trento, località di villeggiatura, dove l'uomo aveva raggiunto l'amica che vi si trovava per lavoro. Quel giorno l'uomo, pesantemente alterato dall'alcol, colpì la donna al fianco. Solo le sue urla e la fuga verso le scale consentirono l'intervento di alcuni passanti e l'arrivo dei carabinieri che arrestarono l'uomo. La 36enne fu operata d'urgenza e si salvò. Dal momento dell'aggressione ad Arco l'uomo è sempre rimasto in carcere, non è mai rientrato a Conegliano. Venerdì, lo ricorderete, l'ultimo saluto alla giovane Vanessa Ballan. Oggi i familiari con il legale ribadiscono il grazie alla comunità di Castelfranco. Intanto sul fronte delle indagini si attende la pronuncia del Tribunale del riesame. La famiglia ha espresso profonda gratitudine per questa nutrita partecipazione. Io ero presente alle esequie e ho potuto notare effettivamente una vera e anche sofferta partecipazione. Ripeto, di questo i familiari sono molto molto grati. Ancora chiusi in un dolore indicibile, i familiari di Vanessa Ballan trasmettono il loro grazie a quella Castelfranco che venerdì li ha abbracciati nelle ore dell'addio, fuori e dentro il Duomo. La famiglia ha ringraziato e io ringrazio una volta in più per la famiglia. Questo l'aspetto umano di un femminicidio sul quale si continua a indagare in attesa di nuove evidenze, a partire dall'esito dell'autopsia sul corpo della giovane e sul feto che portava in grembo, anche per accertarne la paternità. Durante il duplice esame al Cafoncello condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli era presente un consulente di parte. Al momento io di evidenze non ne ho, siamo in attesa di capire. Noi, come già detto, stiamo monitorando il procedimento in ogni sua fase e assumeremo le determinazioni sulla base di quelle che saranno le evidenze. L'altro fronte è rappresentato dalla difesa del killer, in attesa a sua volta dell'udienza per il riesame con le avvocate del 41enne kosovaro Bujar Fandaj, che hanno impugnato l'ordinanza con cui il GIP ne ha convalidato il fermo a Santabona. Il giudice veneziano, codice di procedura alla mano, ha ancora qualche giorno di tempo per esprimersi. San Fior, tragedia oggi sui binari, intorno alle 10:20 una persona è stata investita dal treno regionale 16778 Venezia-Udine mentre circolava tra le stazioni di Conegliano e Pianzano. Sul posto si sono recate la polizia ferroviaria e l'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. A perdere la vita un anziano residente nel Coneglianese. Le informazioni raccolte in giornata fanno propendere per un gesto estremo come causa della tragedia. Sul fronte trasporti la mattinata ha registrato caos e ritardi sulla linea. La sicurezza in città, siamo a Treviso, Targa System, presto nel quadrante caldo di Piazza Borsa e via Fiumicelli. Il progetto è già stato condiviso con questura e carabinieri, adesso stiamo riassumendo tutte le proposte che sono pervenute anche da queste forze di polizia e entro pochi giorni
chiederemo alla prefettura un incontro per presentare con il sindaco questo nuovo programma di installazione di videosorveglianza. E si tratta di circa una 50-60 telecamere in più. Potrebbero già arrivare nei primi mesi del 2024 gli occhi elettronici che il Comune intende installare nelle zone calde della città su tutto il quadrante di Piazza Borsa, telecamere nuove di zecca con un obiettivo specifico. Che servono soprattutto alle centrali operative della polizia locale e delle altre forze di polizia per intercettare subito quelli che possono essere i comportamenti anche dei ragazzi che vanno oltre le regole. Quindi cosa farà il Comune e il Comando? Un nuovo sistema ulteriore potenziato di videosorveglianza. E a proposito di occhi elettronici, il 2024 è l'anno del temuto Targa System, una new entry per la polizia locale, uno spauracchio per i più indisciplinati. Che è sostanzialmente una telecamera montata all'interno della macchina della polizia locale, quindi con le insegne, e questo Targa System andrà a monitorare e a registrare tutti quei veicoli che sono in divieto di sosta. Un fenomeno, quello dei divieti di sosta, che non conosce crisi. 17.606 le multe staccate nel 2023, più 7% rispetto all'anno precedente, cui si somma un'altra cifra, per non dire tendenza. Abbiamo avuto un aumento rispetto al 22 del 40% di multe appunto sugli stalli per disabili, quindi continueremo questa nostra lotta di civiltà per garantire che gli stalli per disabili siano liberi. Targa System di fatto darà una mano ad agenti e ausiliari, soprattutto nei casi di maggiore stress, come l'uscita dalle scuole. Abbiamo situazioni in cui ci sono 30, 40, 50 auto contemporaneamente in divieto di sosta, spesso sulle piste ciclabili, e quindi è impossibile riuscire a sanzionare tutte le auto contemporaneamente. Invitiamo i conducenti a non rischiare la sanzione, a fare qualche centinaia di metri, se non 20, 30, 50 metri in più, ed evitare le sanzioni e soprattutto garantire la sicurezza stradale per tutti, soprattutto per pedoni e ciclisti. E allora in tema di sicurezza parte la centrale operativa della Polizia Locale con il numero unico del pronto intervento, altro obiettivo raggiunto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Polizia Locale, buongiorno. Da oggi è partito il numero unico del corpo intercomunale dei 3 comuni di Mogliano Veneto, Preganziolo e Casier, che è il 0422 632 300. Da ora ai cittadini dei comuni di Mogliano Veneto, Preganziolo e Casier basterà chiamare il numero unico di pronto intervento, attivo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 7:30 alle ore 19, per far intervenire o segnalare un caso alla polizia locale. Dopo l'istituzione del terzo turno serale, ora parte questo nuovo servizio, il numero unico di pronto intervento. La centrale operativa dei 3 comuni si trova in via Dese a Preganziol. Da qui e dalle sedi dislocate, gli agenti del comandante Stefano Forte controllano oltre 83 km² di territorio, migliorando la sicurezza e il benessere di 56.000 cittadini. Standard e obiettivi che sarebbero impensabili se i 3 comuni continuassero a procedere in solitaria. Centrale qui pattuglia, procediamo alla richiesta di intervento e ci rechiamo sul posto. Con l'attivazione del numero unico si vuole facilitare i cittadini nelle richieste di intervento, si razionalizza l'impiego del personale e si evitano duplicazioni di segnalazioni. Purtroppo sappiamo tutti che le risorse umane sono sempre poche, dunque bisogna cercare con la burocrazia, con il sistema di informatizzazione, con quello che potremmo mettere a disposizione, velocizzare quelle che sono le esigenze dei cittadini. La centrale operativa è costata circa 39.000 euro, costo ripartito tra i comuni convenzionati. I vantaggi sono molti. Sì, sicuramente sono molti. Principalmente abbiamo una maggiore presenza di pattuglie sul territorio, più celerità negli interventi dopo la segnalazione e una maggiore organizzazione ovviamente interna del corpo intercomunale. Il tema dello smog con diversi panevin ancora in dubbio, tra questi anche quello di Treviso. L'assessore vice sindaco Alessandro Manera chiarisce, aspettiamo i bollettini ARPAV, sarà decisivo quello del 5 di gennaio. Ad oggi siamo in allerta verde, quindi tecnicamente sarebbe possibile farli. Noi abbiamo avvisato già tutte le associazioni che ce ne hanno fatto richiesta. Dobbiamo valutare il giorno 5, quando ci arriverà il bollettino ARPA, per capire le condizioni. Teniamo conto che nei giorni precedenti all'ultimo dell'anno c'è stata una certa piovosità e quindi ha abbassato i valori di PM10. Nonostante il livello verde di inquinamento registrato dall'ARPAV a Treviso, resta ancora appesa ad un filo la tradizione dei panevin. Le deboli precipitazioni dei giorni scorsi non sono state sufficienti
riuscenti a spazzare via la pesante cappa di smog che avvolge la Marca. La scelta di vietare o meno i falò dipenderà tutto quindi dalle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Si attendono dunque indicazioni dai dati ARPAV. Abbiamo già comunicato il fatto che valuteremo gli ultimi bollettini, ce ne sarà uno mercoledì e poi uno l'ultimo venerdì. È chiaro che purtroppo le condizioni del tempo sono queste, se non ci sarà piovosità o una certa ventosità sarà difficile farli. Sono stati infatti quasi 14 i giorni consecutivi di sforamento dei livelli di PM10, valori che, come mostrano le mappe, nonostante le piogge, continuano a rimanere alti. A determinare il passaggio dal livello arancione in cui si era qualche giorno fa a quello verde di questi primi giorni dell'anno, oltre alle piogge, anche il divieto di utilizzo fino al 7 gennaio di fuochi d'artificio e petardi, deciso con l'ordinanza antismog. Nulla di certo, quindi. Tanti i dati da monitorare, dai venti alle temperature e naturalmente i livelli di polveri sottili nell'aria a ridosso del giorno dell'evento. Sarà il 5, però già quello del 3 ci dirà quali sono le indicazioni, perché chiaramente se c'era uno sforamento ad arancio già il giorno 3 sarà molto difficile che il 5 ci sarà un miglioramento dell'aria. Non dipende da noi questa situazione, perché chiaramente c'è un'ordinanza che tiene conto della qualità dell'aria e che quindi saremo stati costretti a fare le valutazioni sotto data. Ci dispiace di questo perché ci teniamo sicuramente a questa tradizione che noi tutti come trevigiani viviamo in maniera importante, però è chiaro che la salute pubblica viene sempre prima. Panevin sì o no? Nell'attesa dei bollettini le abbiamo chiesto ai trevigiani. Sì. Manteniamo le tradizioni? Secondo me sì. Panevin sì, perché sono tradizionalista e sono trevigiana proprio, pertanto il Panevin se mi manca tutto. E se non si potrà fare per l'inquinamento dell'aria? Oddio, un pochetto piccolino, ma che fosse. A me piace, mi piace tantissimo, però si inquina, meglio di no. Io sarei per il Panevin, però coi tempi che corrono dobbiamo passarci un po' sopra. Passare sopra le tradizioni per l'ambiente, insomma. Purtroppo non devo fare anche queste considerazioni. Ormai questo mondo è mezzo rovinato, speriamo di salvarlo. Panevin sì. E se non si potesse farlo per i limiti di sforamento? Beh, allora no. Manteniamo la tradizione però. Oddio, sarebbe una bella cosa, però dobbiamo salvaguardare anche l'ambiente. Poi c'è Arcade che ha lo storico Panevin, uno dei più grandi in tutto il Veneto, che al Panevin non rinuncia. Abbiamo parlato con gli organizzatori, la pira è già stata allestita. Il discorso dell'inquinamento è un po' più a monte, anche ci sono tante cose da risolvere a monte. Prima qui si brucia legna, alla fine non è che sia una cosa naturale. I primi rami accatastati già il 26 dicembre, oggi 2 gennaio, al terzo giorno di lavoro dei volontari alpini, la pira, la Befana di Arcade, ha raggiunto i 9,5 metri di altezza. Sulla sommità alcune piante di bambù. È da settembre che ci lavorano. Per ottenere l'autorizzazione sono stati prodotti 2,5 kg di carte. Nonostante la burocrazia abbia reso tutto più complesso, Arcade al suo Panevin non rinuncia. Noi facciamo il consiglio, diciamo ok, facciamo il Panevin, poi passiamo per l'assemblea dei soci, i quali dicono sì o no, o lo avvallano oppure non lo avvallano, e poi si mette in moto tutta la macchina burocratica, come dicevo, da settembre per arrivare a gennaio. 120 persone a garantire la sicurezza, 250 volontari coinvolti per 4 ore a difesa del falò più importante della Marca, e con la tradizione più longeva portano i dati. Le polveri sottili registrate nell'aria nei 2 anni di sospensione causa Covid non si sono abbassate. Prima del Panevin andrebbero processati, spiegano, tutti gli spettacoli pirotecnici delle sagre del Veneto. Sappiamo che l'inquinamento non è legato soltanto a questa giornata dell'Epifania, ma bensì a storia e a motivazioni ben diverse. Magari qualcuno vuole strumentalizzare il Panevin per altre cose, ma a noi non ci interessa. Questo ci aiuta per tutto l'anno a mantenere il gruppo, nel senso nelle attività che fa, anche nella beneficenza. Tra i progetti che il Panevin servirà a finanziare, quello per Casa Masetto e quello ancora più ambizioso, la nuova sede del gruppo di Arcade. Insomma, non una festa fino a se stessa, il Panevin raccoglie fondi e rinnova la tradizione cristiana di una comunità. Pieve del Grappa, ora si cerca di rilanciare il progetto di un'area termale, come era già stato fatto alla fine dell'Ottocento. Il suono inconfondibile di una sorgente, che però non è una sorgente qualsiasi, è la sorgente termale dimenticata di Pieve del Grappa.
Acqua che oggi finisce in un bacino di raccolta, ma che un tempo era il cuore di un centro curativo. Nico Cunial, perché questo bacino racchiude un tesoro? Perché custodisce le acque ferruginose che una volta, verso la fine dell'Ottocento, erano oggetto di una rinomatissima stazione di acque termali. Ecco, qui praticamente chi si veniva a curare? Ma si venivano a curare varie persone, si dice anche malati da malattie nervose, malati di vario genere, perché queste acque avevano delle proprietà terapeutiche molto importanti. E da buon architetto, l'ex sindaco di Crespano racconta di come accanto alla cura ci fosse la bellezza della struttura che accoglieva i pazienti. Il Segusini aveva poi realizzato più o meno in questo luogo, ma oggi non si vede perché è ormai sopraffatto dalla vegetazione, aveva costruito un tempietto dove le persone venivano a bere l'acqua. Per intenderci, è lo stesso progettista del teatro di Serravalle Vittorio Veneto e di Palazzo Bertona Feltre, solo per fare degli esempi, e questo sottolinea la preziosità di questo luogo termale frequentato dalla nobiltà ottocentesca fino all'arrivo delle suore e la conversione in istituto scolastico femminile. Ed è in quegli anni che qui soggiornò l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nella sua storica salita alla Madonnina del Grappa a Dorso d'Asino, ancora oggi ricordata con questa stele. Oggi quest'area da oltre 30.000 metri quadrati in cerca di un nuovo futuro dopo lo spostamento dell'istituto alberghiero a Fietta. Un futuro che potrebbe partire proprio dal passato con un grande centro termale. Un progetto che stava per realizzarsi in abbinata con la creazione dell'Asolo Golf Club, con il gruppo Benetton pronto a finanziare la riconversione da collegio ad albergo da proporre ai turisti sia delle spiagge che delle città d'arte. Un progetto oggi da rilanciare grazie alla rivoluzione arrivata con l'apertura della Pedemontana Veneta. Oggi, che potrebbe essere molto più accessibile grazie anche alla Pedemontana, ecco, tutta questa zona, pensando al Canova, pensando al Grappa, pensando alle ville che ci sono qua, potrebbe essere una zona che ha un potenziale enorme e bisogna saperlo cogliere però. I primi nati del 2024, il primo bimbo trevigiano è venuto al mondo all'1:50 di notte. Lucas Capovilla è nato all'ospedale San Valentino di Montebelluna con un parto in acqua, pesa 3 kg e 480 grammi. La mamma Petra Riova ha 41 anni, vive a Montebelluna e Lucas è il suo quarto bambino. La 41enne ha partorito in acqua, assistita dal personale del punto nascite del San Valentino e tutto è andato per il meglio. Dopo Lucas sono stati altri 7 i bambini nati negli ospedali della Marca. A Treviso il primo bimbo del 2004 nato è stato invece Luigi Voltarella, è venuto al mondo alle 3:30 di notte, pesa 3 kg e 300 grammi. La mamma Giulia Moino ha 31 anni e Luigi è il suo secondo bambino. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Tragedia nella notte di Capodanno a Santa Giustina nella frazione di Callipago. Un 51enne è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio mentre stava trascorrendo la serata con amici. La vittima è Andrea Locatelli, originario di Milano, molto conosciuto per la sua attività di gestore della birreria Bazooka di Mel. L'intervento dei sanitari del 118 pur tempestivo non è bastato. Andrea Locatelli lascia 2 figlie, l'ex compagna e molti amici a Borgo Valbelluna. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Sedico per gli accertamenti necessari. Il funerale sarà celebrato giovedì 4 gennaio alle 15 nella chiesa arcipretale di Mel. Notte di Capodanno e di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Belluno impegnati su diversi fronti. In primis la nevicata della prima notte del 2004, ma non sono mancati interventi per incendi di cassonetti, conseguenza probabile dello sparo di botti e petardi. Il mito di Dubai, rimasto per ora solo tale per i giochi d'acqua e di colori della fontana di Piazza dei Martiri, ha preso forma la notte di Capodanno. Di qua e di là del Piave fuochi d'artificio come non se n'erano mai visti a Belluno. Dalla mezzanotte in poi è stato un tripudio di fontane scintillanti e di botti esplosi per oltre un'ora senza soluzione di continuità.
Non c'erano divieti. Per il primo anno Palazzo Rosso ha pensato di optare per la sensibilizzazione col voto unanime del Consiglio Comunale, sperando di far presa sui cittadini. Così il sindaco di Belluno al lancio della campagna "No botte né botti". L'obiettivo di questo progetto è proprio di portare questa sensibilizzazione e portare soprattutto le nuove generazioni al sempre meno utilizzo di questo materiale, perché siamo convinti che si possa festeggiare qualsiasi momento anche senza materiale pirotecnico. Pia illusione. L'esplosione di petardi e botti è stata causa con molta probabilità dell'incendio di cassonetti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il lavoro notturno è toccato ai vigili del fuoco, impegnati anche per fronteggiare la prima nevicata dell'anno. Non si ha notizia di animali domestici morti o fuggiti durante la notte di Capodanno, mentre, come riferisce l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ci vorranno dei giorni per avere i numeri dei volatili colpiti dai botti, che sono dannosi per l'ambiente e per la fauna. Anche qui i nuovi nati, mamma Lile Andrea Alexandra e papà Valerio Cornel Gugu di Borgo Valbelluna hanno salutato il piccolo Nicolas Gabriel ieri mattina alle 10.02 all'ostetricia di Belluno. Nicolas è il primo nato del 2024 in provincia di Belluno. Il secondo bambino ha emesso il primo vagito poche ore più tardi alle 13.30. Si tratta di Nicolas di Nazari e di Olesia Stevanscenka di Belluno, nato sempre al San Martino. Al Santa Maria del Prato il primo bambino è nato alle 14.38, si chiama Giulio ed è figlio di Veronica Cassi e di Pierpaolo Cicciarella. Complessivamente il 2023 si è concluso con 1.255 nati in Ulso Dolomiti, in calo di 57 unità rispetto allo scorso anno. I mesi in cui sono nati più bambini sono stati proprio dicembre, 122 i nuovi nati, giugno con 120. Sono nati più maschi che femmine, circa 40 in più. I parti gemellari sono stati 9, a Feltre i nati sono stati 739, a Belluno 516. Fondazione Teatri delle Dolomiti affronta con entusiasmo la sua prima vera sfida, puntare su se stessa, presentando al pubblico bellunese una stagione teatrale eterogenea per implementare l'offerta culturale del territorio, ma i mogugni non sono mancati. Ci sono prosa, musica, danza e circo. C'è spazio per una produzione fatta dai giovani e che parla ai giovani, diretta da un membro dell'Actor Studio di New York. E Marco Paolini, che torna sul palco del Comunale di Belluno con uno spettacolo che indaga le esperienze virtuali e quelle reali. 6 date da qui al prossimo marzo per il primo cartellone nella storia oramai quasi ventennale della Fondazione Teatri delle Dolomiti. È una stagione teatrale che ha riscosso molto successo, visto i risultati, i biglietti venduti, ma sicuramente una stagione che ha favorito il territorio, perché abbiamo dato la possibilità a tante compagnie e a tanti musicisti di poter presenziare in teatro e quindi di dare valore a tutti i talenti che ci sono. Tra questi il bellunese Filippo Masocco nel cast di The Flick, e poi lo show tributo agli ABBA, l'operetta, la danza contemporanea e la satira di Arianna Porcelli Sofonov. Nessuna intenzione di diventare competitor dei soggetti residenti, precisano Massimo Ferigutti e Francesca Bortoluzzi, quanto la volontà di dare credibilità alla fondazione e iniziare a comporre la sua nuova identità. Noi lasciamo libertà a tutti di poter lavorare, anzi credo che un'offerta culturale maggiore possa solo dare al territorio un qualcosa in più. I soggetti residenti, Tib Teatro, Circolo Cultura e Stampa e soprattutto Slow Machine, che ha alzato bandiera bianca, non la pensano allo stesso modo. Se davvero l'intento era quello di sostenere le realtà locali, si sarebbe potuto lavorare su un cartellone non platealmente concorrenziale. Restano gli interrogativi sui costi dell'operazione che il Consiglio di gestione della Fondazione, nella fattispecie ente di diritto pubblico, oggi non ha voluto rendere noti. Puntiamo al pareggio, alla precisazione di Ferigutti. Tutto quello che arriverà in più sarà ripartito con le associazioni del territorio. Uno spazio dedicato ai presepi, ma prima andiamo insieme a vedere il presepe allestito nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso, curato da Luigino Visentin, che si è arricchito quest'anno di un altro edificio rappresentativo del quartiere e delle zone intorno. Quest'anno qual è stata l'ispirazione? Una delle tante case nascoste della parrocchia di Santa Maria del Rovere, casa Caotorta, alla fine di via Montello, all'incrocio che per 100 anni si è chiamato da Topè e adesso tutti conoscono come Pino. Perché proprio quella casa? Perché
è una casa un po' nascosta dalla siepe e che penso che non tutti la vedano passando per la strada. Sicuramente è una casa del 500-600, è una casa come si vede nella foto dei primi Novecento, era abitata da una decina di famiglie almeno e che adesso appartiene a una persona solo, è diventato un condominio popolare. Auguro a tutti i telespettatori di Antena 3 buone feste. E per la rubrica Il tuo presepe chiudiamo con le immagini delle natività allestite da Annalisa Tirindelli di Volpago del Montello, Emily Giacomazzi, siamo a Motta di Livenza, Enrico Trabucco di Mogliano Veneto e il presepe allestito in giardino da Silvano Alberti di Salgareda. È tutto, vi lasciamo con queste belle immagini, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che il tempo sarà più stabile sul nostro territorio nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche nebbia in pianura, a seguire ampie schiarite ma con locali addensamenti e cielo a tratti anche coperto. Le temperature saranno stazionarie o al massimo in lieve locale aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residue e piogge, dal pomeriggio sarà più asciutto ma con frequenti nubi, solo localmente potrà uscire il sole. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole salvo qualche addensamento qua e là. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sugli 8-10 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.